Amici di WeSport, ben ritrovati. Il nostro lunedì si apre con il campionato di eccellenza, terza giornata dal campo sportivo Montepo di Catania. Atletico Catania contro Ionica. La formazione di mister Moschella viene dalla sconfitta per 2-1 sul campo del Santa Croce, deve riscattarsi contro gli Etnei che nell'ultimo turno hanno pareggiato per 1-1 contro il Milazzo. Nella formazione Santa Teresina ha confermato il trio offensivo che vede Galletta punta centrale, ai suoi lati Arigò e Savoca. A centrocampo la cabina di regia è affidata come sempre a Monaco, manca Erasimienko sulla linea difensiva e allora il leader sarà San Filippo. Tra i pali ci va Potenza, una vecchia conoscenza invece nelle fila dell'Atletico Catania. Per quanto riguarda le telecamere della WeSport, infatti, sarà Marziale a cercare di inventare nelle file giallo-blu. Arbitra la partita il signor Sebastiano Cagliotto della sezione di Siracusa, e con le immagini a cura del nostro Francesco Morabito possiamo partire con il film della partita. Total White per la Ionica che parte subito forte, Galletta per Savoca che si inserisce tra le linee, va il numero 7 che prova la conclusione al lato della forte difesa dal Juniores Locascio. Atletico Catania ci poco dopo, clamoroso palo infatti alla prima conclusione qui con Giannaula che al 10° trova solamente il legno a frapporsi al gol del possibile vantaggio. Qui Arigò servito benissimo da un lancio di Monaco, pallone che però finisce ampiamente sul fondo. Ha provato a inventare il numero 10, scarsa però la sua conclusione in questo caso. Ci proverà Bonaventura nelle fila dell'Atletico Catania anche in questa occasione. Il pallone però finisce fuori, ci sarebbe un calcio d'angolo per l'Atletico Catania. Non ci sarà però più tempo nei primi 45 minuti abbastanza noiosi del Montepo. Sebastiano Cagliotto manda le due squadre al riposo, reti bianche fino a questo momento in questa terza giornata e 0-0 tra Atletico Catania e Ionica. Nella seconda frazione si rientra e l'Atletico Catania a battere, dell'Atletico Catania a partire subito in forte. Infatti la prima offensiva varrà il gol dell'1-0. Siamo al 10° del secondo tempo. Platania riesce a trovare con questo esterno la via della rete e trova il gol che vale l'1-0 per gli Etnei. Esplode la gioia della tifoseria dell'Atletico Catania, come sempre gli atletisti pronti a sostenere i colori rosso-blu. Primo cambio nelle fila della Ionica, infatti esce Smiroldo ed entra Salimbeni. Prova a cambiare qualcosa mister Moschella, ma ancora una volta l'Atletico Catania a inserirsi in area di rigore. Qui viene strattonato un giocatore che cade in area di rigore, secondo Gagliotto. Ci sono gli estremi per il tiro dal dischetto, cade in area di rigore Marino, un po' a dir poco, anzi generoso il rigore concesso dal direttore di gara di Siracusa. Sul punto di battuta ci va Marziale, l'ex Pistonina, affronterà Potenza. Il pallone calciato con il destro viene spiazzato, l'estremo difensore Santa Teresino, e allora è 2-0 per l'Atletico Catania che si porta al raddoppio al 18°. 8 minuti di inferno per la formazione della Ionica. Arrivano i cambi con Savoca che viene rilevato, scusate, da Marchia Fava sul terreno di gioco. Monaco ci prova sul calcio di punizione, il suo pallone però va di poco alto sopra la traversa. Ancora un cambio con Galletta che esce, al suo posto entra Maimone. C'è Atletico Catania in avanti con un calcio di punizione, pallone dentro, arriva il 3-0 firmato da Giannaula e la rete che vale il triplo vantaggio dell'Atletico Catania. È riuscito l'attaccante, il numero 9, a trovare la via della rete. Ha chiuso praticamente i giochi in questa terza giornata del campionato di eccellenza. Quando siamo al 35° esce Arigò ed entra la Forgia. Ecco l'ultimo cambio di mister Moschella al 39°. Però ancora una volta in avanti la formazione dell'Atletico Catania, ancora con Giannaula che salta qui Potenza e va a depositare in rete il gol del 4-0. Poker Etneo, doppietta per Giannaula, mattatore di giornata, e grazie a lui che la formazione dell'Atletico sta portando a casa 3 punti importanti per la propria classifica. Partita praticamente archiviata e infatti di lì a poco arriverà anche il triplice fischio da parte del direttore di gara Gagliotto che metterà fine alle ostilità. Finisce dunque la partita, la terza giornata del campionato d'eccellenza va in archivio. L'Atletico Catania vince per 4-0 su un non ottimo Ionica. Amici della WeSport, un cordiale saluto e alla prossima.